Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Minacce di morte alla Presidente della Regione Schifani. Brucerai nei tuoi bruciatori. Aperta un'inchiesta della Procura di Palermo. La lettera minatoria recapitata a casa del governatore. A Palazzo d'Orleano invece telefonate anonime. Il rumeno ucciso a coltellate a Palermo. Le indagini puntano su un altro senza tetto. A scatenare la furia omicida una lite fra 3 uomini. La vittima è stata colpita 7 volte all'addome e al torace. Fanghi e frodi. Sigillia un impianto di lavaggio a Porto Empedocle. I liquami portuali mai trattati e smaltiti illegalmente. C'è un nome eccellente nell'inchiesta sulla Tangentopoli per la nuova rete idrica dell'Agrigentino. Agrigentino indagano anche indagato l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. È accusato di essere a capo di un'organizzazione a delinquere che affidava appalti pubblici a ditte amiche, grazie a mazzette. Ponte sullo Stretto, il Quirinale boccia la norma sui controlli antimafia che voleva affidare al Viminale la sorveglianza sull'opera. Rifornivano di coca e hashish grossisti di mezza Sicilia, 22 arresti a Palermo. Il blitz della squadra mobile ha colpito 2 cellule criminali tra Bancaccio, Villaggio Santa Rosalia e Ballarò. Nei depositi trovati anche armi e munizioni. Tutela degli adolescenti in contesti difficili o mafiosi. L'Associazione Avvocati per i minori e le famiglie unisce le forze con il progetto Liberi di scegliere. Esordio cinematografico di Anna Piscopo. Ma con Mangia racconta la storia vera di Maria, giovane catanese che patisce la bulimia affettiva e nella vita. Bentrovati. In apertura le minacce di morte al Presidente della Regione Renato Schifani. Dopo la lettera intercettata dalla scorta si apprende che da settimane arrivavano anche telefonate anonime in presidenza. Maglio Viola. C'è un clima che si fa pesante a Palermo e in Sicilia in questi giorni. Lettere e telefonate minatorie al governatore Renato Schifani si ripetono, infatti, già da qualche settimana, ma fino ad oggi non se ne sapeva nulla. A far emergere proprio questo clima che si respira nelle stanze dei bottoni è stata una lettera giunta a casa del presidente della regione Renato Schifani, una missiva intercettata dalla scorta e consegnata alla Digos. È scritta a penna, interamente in stampatello e recita «Brucerai nei tuoi bruciatori». Una minaccia mandata proprio quando il governatore annunciava la pubblicazione da parte di Invitalia sulla Gazzetta Europea e sulla piattaforma Ingate della gara per la progettazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Ma i termovalorizzatori non sono l'unico tema sul quale Schifani ha ricevuto minacce. Nei giorni precedenti ai centralini di Palazzo d'Orleans e ai numeri diretti della segreteria del presidente, una voce camuffata ha proferito minacce anche nei confronti della famiglia del governatore, reo di aver promosso la legge per la lotta al crack. A Schifani nel corso della giornata sono giunti centinaia di messaggi di solidarietà, non solo dai presidenti di Camera e Senato, La Russa e Fontana, anche dal presidente dell'Ars, Galvagno, dal sindaco di Palermo, La Galla, dai partiti della maggioranza, dai deputati di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega, della DC, di Noi Moderati a tutti i livelli, ma anche da parte delle forze d'opposizione. Il rumeno ucciso a coltellate a Palermo. Le indagini puntano su un altro clochard. Secondo le testimonianze fornite ci sarebbe stata una lite fra 3 uomini. La vittima è stata colpita 7 volte all'addome e al torace. Marco Gullà. Una lite tra clochard. È questa al momento la pista privilegiata dalla squadra mobile di Palermo sulla morte del 48enne rumeno, ucciso ieri sera in Viale dei Picciotti con ben 7 coltellate. Secondo le indagini e in base a quanto avrebbero raccontato alcune donne, ieri pomeriggio la vittima, insieme a 3 amici e 2 donne, avrebbe trascorso alcune ore nella zona della stazione centrale a Palermo a bere birra, per poi tornare verso un immobile occupato abusivamente a Villa Abate, dove abitavano. Durante il tragitto ci sarebbe stato un litigio tra i 3 uomini e la vittima è stata uccisa con 7 coltellate all'addome e al torace. Le indagini sono concentrate su un uomo che abiterebbe in una baracca vicino Viale dei Picciotti, dove sarebbe stata trovata la vittima agonizzante. Di lui si sono perse le tracce. Gli investigatori cercano l'arma del delitto e soprattutto stanno cercando di risalire all'uomo, anche lui clochard. Nel corso del sopralluogo gli agenti di polizia hanno trovato dei cagnolini che sono stati affidati al canile municipale.
Un motociclista di 38 anni straniero è morto in un incidente stradale avvenuto nella galleria a Baglio della tangenziale di Messina, in cui sono rimaste coinvolte anche 3 auto. Tutti i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia e i conducenti sottoposti ad alcol e drug test. Fanghi portuali mai trattati e smaltiti illegalmente in discarica. Scattano sequestri e denunce a Porto Empedocle. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Agrigento. Sentiamo i dettagli da Davide Sardo. Dirty Mud, ovvero fango sporco, è il nome dell'operazione scattata dopo 1 anno e mezzo di indagini condotte dalla Capitaneria di Porto e coordinate alla Procura di Agrigento. Al centro dell'inchiesta i fanghi del porto di Trapani che, invece di essere trattati in un impianto di lavaggio a Porto Empedocle, finivano direttamente in discarica. Secondo l'accusa, l'impianto di sediment washing installato sul molo di Levante veniva utilizzato solo in minima parte. I fanghi dragati arrivavano, venivano stoccati in un'area demaniale in località Caos e poi smaltiti come rifiuti senza alcun reale trattamento. Scattano così sigilli per l'impianto e per tutta l'area di deposito 60.000 metri quadrati complessivi. Denunciate diverse persone per frodi in pubbliche forniture e gestione illecita di rifiuti. Al centro un appalto da quasi 60 milioni di euro. Nel corso delle indagini è spuntata anche una discarica abusiva ad Agrigento, 10.000 metri quadrati trasformati in sito di stoccaggio illecito di rifiuti speciali, tra cui una grande quantità di fanghi compatibili con quelli del porto di Trapani. Anche quest'area è stata sequestrata. Le indagini proseguono per accertare responsabilità e profitti illeciti. Saranno compiuti accertamenti tecnici irripetibili sulla moto BMW utilizzata per consentire la fuga di alcune delle persone che hanno partecipato alla sparatoria a Monreale, a Palermo, è rinvenuta in un garage del quartiere Zen di Palermo. Appunto, le verifiche verranno effettuate nei locali della Compagnia dei Carabinieri di Monreale nei prossimi giorni. E c'è un nome eccellente nell'inchiesta sulla Tangentopoli per la nuova rete idrica nell'Agrigentino. Indagato anche l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Secondo l'accusa era a capo di una organizzazione a delinquere che affidava appalti pubblici a ditte amiche grazie a mazzette. Giusi Lazzaro. Era stato coperto dall'Omissis nell'indagine sulla Tangentopoli per gli appalti nell'Agrigentino. Adesso si conosce il suo nome, quello dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. La Procura di Agrigento lo indaga per aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a distrarre fondi pubblici a fini privati. Le accuse sono pesanti: turbativa d'asta, peculato, corruzione e concussione attraverso meccanismi spartitori di pubblici appalti finanziati con fondi regionali. A Di Mauro viene contestato anche di aver alterato le procedure per il mega appalto sulla rete idrica di Agrigento. A dare l'input l'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, che aveva segnalato il mancato avvio di importanti opere pubbliche per la rete idrica di Agrigento e il centro di raccolta di Ravanusa, facendo così scoperchiare il sistema di corruzione. In carcere sono finiti 5 imprenditori. Alleggerita la posizione di Sebastiano Lesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa e, secondo gli inquirenti, vicino a Di Mauro nella gestione dell'organizzazione che pilotava gli appalti. 8 gli indagati tra tecnici e funzionari pubblici. E dire che l'ex assessore Di Mauro aveva inaugurato i cantieri incriminati e poco dopo si era dimesso dalla giunta Schifani il 7 aprile. La sua nomina era in attesa di autorizzazione come nuovo capogruppo dei popolari autonomisti all'ARS. E sulle indagini in corso arriva una nota del sindaco di Agrigento Micci che l'inchiesta non fermi i lavori sulla rete idrica. Il primo cittadino auspica che le indagini su tangenti e appalti non blocchino un'opera attesa da decenni, vitale per risolvere la crisi idrica. Dopo le dimissioni del direttore generale dell'azienda sanitaria di Trapani, Ferdinando Croce, travolto dallo scandalo dei referti istologici in ritardo, le opposizioni chiedono di accertare eventuali altre responsabilità nella regione, chiamata in causa proprio dallo stesso Croce. Manlio Viola.
Resta affidata al direttore sanitario Francesco Palazzolo l'ASP di Trapani dopo le dimissioni di Ferdinando Croce, il manager già sospeso che ha poi scelto di andare via dopo che è diventata palese la sua imminente rimozione definitiva dall'incarico. Palazzolo era stato indicato come reggente della struttura già al momento della sospensione di Croce, lo resterà fino a quando non verrà nominato un nuovo manager. Sono così due al momento le ASP siciliane senza una guida. Si tratta della più grande azienda sanitaria del Mezzogiorno, ovvero l'ASP 6 di Palermo, che è rimasta senza manager con la nomina di Daniela Faraone ad assessore regionale alla salute, e poi proprio quella di Trapani. È probabile che le nomine arrivino insieme nelle prossime settimane. Intanto prosegue la tripla inchiesta sullo scandalo degli esami istologici in ritardo. Da una parte gli accertamenti di 2 procure sui singoli casi, quelle di Marsala e di Palermo, dall'altro l'ispezione del Ministero della Salute che non è ancora arrivata a conclusione. Sul fronte regionale, infine, le opposizioni chiedono una convocazione apposita della Commissione Sanità su quanto denunciato da Croce, che mentre si annunciava le sue dimissioni rappresentava anche una serie di documenti che proverebbero responsabilità da parte dell'assessorato regionale alla salute e da parte delle altre ASP, rimaste in silenzio alla richiesta di aiuto per superare le criticità che il manager racconta di aver trovato insediandosi a Trapani. Esplode una bombola in un casale di Termini Imerese nel Palermitano, gravissimo. Un uomo di 56 anni ricoverato in gravi condizioni appunto all'ospedale Cimino di Termini Imerese. Il ponte sullo stretto adesso, il Quirinale boccia la norma deroga sui controlli antimafia. Dal testo del decreto infrastrutture salta il passaggio che affida al Viminale la sorveglianza sull'opera. Salvini vorrà dire che sarà il Parlamento a mettere il massimo delle garanzie. Roberta Lunghi. Il progetto del ponte sullo stretto di Messina torna al centro del dibattito politico, questa volta per le deroghe alle norme antimafia ordinarie previste in un emendamento voluto dalla Lega nel decreto infrastrutture. Ma il Quirinale dice no all'articolo voluto che assegnava ulteriori controlli antimafia per il ponte sullo stretto a una struttura che faceva capo a un prefetto, Paolo Canaparo, e quindi al Ministero dell'Interno. Dal testo emanato mercoledì sera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e spedito alle Camere per il DDL di conversione, è stato cancellato l'articolo ritenuto invece fondamentale dal leader della Lega. Per la Presidenza della Repubblica la norma proposta prevedeva una procedura speciale, adottata finora solo in casi di emergenza come i terremoti o eventi speciali come le Olimpiadi, che non risulta affatto più severa delle norme ordinarie. Basti ricordare che la procedura speciale che veniva proposta autorizza anche a derogare ad alcune norme previste dal codice antimafia, deroghe non consentite dalle regole ordinarie per le opere strategiche di interesse nazionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto sapere che non firmerà un provvedimento che riduca le garanzie antimafia. Salvini replica: vorrà dire che sarà il Parlamento a mettere il massimo delle garanzie. A Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per €1 milione a Orazio Scuto, ritenuto esponente di spicco di una frangia della famiglia Laudani, attiva da Cireale. Scuto è già stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, oggetto del sequestro, attività di ristorazione, smercio di prodotti ortofrutticoli, 2 immobili di pregio e un terreno a Valverde. La cocaina consegnata da Napoli a Brancaccio e l'hashish spacciato in tutta la Sicilia, 22 arresti. A Palermo i pusher adottavano nuovi sistemi di comunicazione per sfuggire alle forze dell'ordine, come ci racconta Marco Gullà. 22 persone arrestate, 17 in carcere, 5 domiciliari sono i numeri di 2 differenti ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari. Blitz antidroga della squadra mobile di Palermo. Ancora una volta il mercato dello stupefacente si conferma florido e ben strutturato. La droga che arrivava da Napoli faceva poi tappa nei quartieri di Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia per essere smerciata in città ma anche in altre province siciliane come Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento. Uno dei principali indagati aveva trasformato la sua abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliari, nel crocevia dei traffici di droga. La seconda ordinanza colpisce l'organizzazione che operava a Brancaccio, dove sono stati individuati 2 grossi depositi di cocaina, sequestrati 11 kg di polverina bianca, oltre a 56.000 euro in contanti. Nel quartiere della periferia palermitana ciascun membro della banda aveva un compito preciso, fondamentale
il sistema di comunicazione adottato. Niente più telefonate, ma videochiamate tramite applicazioni social. Anche gli spacciatori si evolvono parallelamente alla tecnologia. Il GIP del Tribunale di Siracusa ha convalidato gli arresti dei due giovani di 21 e 23 anni, entrambi di Avola, che nella notte di domenica scorsa sono stati protagonisti di una violenta rissa a Noto, appunto nel siracusano, nelle adiacenze di un locale. Il 21enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, ha anche estratto una pistola sparando dei colpi in aria. Un 17enne era stato denunciato per rissa. Nei loro confronti la questura di Siracusa ha applicato per 3 anni il Daspo Willy. Per i prossimi 3 anni dunque, e una volta eventualmente cessata la misura cautelare, nessuno dei 3 potrà recarsi nel comune di Noto né frequentare i locali di pubblico intrattenimento di tutta la provincia e sostare nelle vicinanze. Il questore di Siracusa ha firmato inoltre il provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 15 giorni e chiuso il locale all'interno del quale era iniziata la rissa. Il nutrizionista Giorgio Calabrese, noto nutrizionista, è stato vittima di diverse truffe online dove veniva utilizzata la sua immagine per fare false sponsorizzazioni. Ci ha provato anche un giovane catanese che ha creato alcuni video fasulli con l'intelligenza artificiale, ma è stato scoperto, come ci racconta Simona Mazzone. Hai visto su Facebook? Tu vendi la curcuma e la piperita che fa dimagrire prima dell'estate. Ma di che state parlando? Da anni il professor Giorgio Calabrese, volto noto della TV italiana, è vittima di truffe online. Anche un giovane catanese di 27 anni ha falsificato la sua immagine, creando con l'intelligenza artificiale alcuni video in cui il nutrizionista pubblicizza presunti prodotti dietetici e postandoli sulla pagina Facebook contenuto benessere. Niente di più falso, tanto che proprio grazie a quei link la polizia postale lo ha beccato. Facevo un 1 mattina e parlavamo di anoressia e bulimia con Massimiliano Orsini, loro hanno fatto con l'intelligenza artificiale e mentre noi dallo speech si vedeva che parlavamo di anoressia e bulimia, loro hanno messo che lui mi chiedeva che se io avevo inventato sta pillola dimagrante e io gli rispondevo che l'avevo inventata. Non ho mai venduto nulla. Oggi a Catania Calabrese, seguito dall'avvocato Annetta, è stato ascoltato dai magistrati per il processo che si è aperto alcuni mesi fa. Non è la prima volta che per la sua notorietà è vittima di una rete di truffatori che spesso si nascondono dietro domini esteri difficili da reperire. Fino a stamattina mi hanno scritto: ma quelle gocce perché non funzionano? E dico: ma di quale gocce parla? Perché è una truffa, e io rispondo: è una truffa. Il caso ha evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza contro le truffe online e la tutela dell'immagine delle personalità note. E insomma, l'intelligenza artificiale bisogna imparare a utilizzarla, ma anche a guardarsene bene. Cambiamo argomento: adolescenti da proteggere. L'associazione Avvocati Minori e Famiglie Liberi di Scegliere a braccetto per salvaguardarli in contesti difficili o mafiosi. Il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Di Bella: l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di intervenire per tutelarli. Tonino De Mana. Liberi di scegliere e soprattutto di essere protetti, perché i minori in ogni ambito vanno tutelati. Se ne è parlato a Catania in un convegno organizzato dall'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, alla presenza di professionisti in ambito giudiziario e sanitario, con l'ASP di Catania, rappresentato dal direttore Gangasenzio, a fare la sua parte. Enti a protezione di una genitorialità responsabile, specie in contesti difficili o addirittura mafiosi. Da anni abbiamo avviato questo orientamento giurisprudenziale che è il progetto Liberi di Scegliere. Noi vogliamo tutelare i bambini e gli adolescenti che hanno la sfortuna di nascere e crescere in famiglia o in contesti mafiosi. Se un genitore educa un bambino per farlo diventare un boss mafioso e quindi esporlo a quello che è un destino di sofferenza, di carcerazione e talvolta di morte, non è un buon genitore. Allora in questi casi l'autorità giudiziaria che si occupa di minori ha l'obbligo di intervenire. Ma quali sono gli strumenti per tutelare il minore? Si tratta di un lavoro di rete in sinergia svolto da tutti loro per garantire una tutela al minore e in particolare l'EMI, che è l'equipe multidisciplinare integrata, che è una realtà ormai a Catania, i servizi sociali, il consultorio e ancora la neuropsichiatria infantile. Con questo progetto ho dato la possibilità a tante famiglie in contesti mafiosi di poter scegliere, e soprattutto i loro figli, con anche comunque i genitori, di poter
per cambiare la loro vita. Minori speciali che meritano un trattamento speciale. Certamente i minori speciali hanno bisogno di un'attenzione particolare, ma soprattutto concreta, attenta, reale. L'incontro dibattito è stato patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Andiamo a Gela adesso. Durante i lavori del PNRR per la riqualificazione del parco urbano Orto Pasqualello sono emerse 6 tombe arcaiche risalenti pensate al V e al VI secolo a.C., un ritrovamento prezioso che riporta alla luce un pezzo di storia dell'antica Gela, come ci racconta Gerritalia. A Gela, nel cuore verde dell'Orto Pasqualello, la terra ha restituito frammenti di un passato millenario. 6 sepolture arcaiche databili tra il V e il VI secolo a.C. sono riemerse durante gli scavi per la riqualificazione dell'area finanziata con fondi PNRR. Potrebbe trattarsi di una necropoli a uso familiare venuta alla luce grazie alle indagini di archeologia preventiva condotte da Comune e Sovrintendenza. 2 tombe appartengono ad adulti, 2 a bambini, mentre le altre 2 sono ancora in fase di studio. In una sepoltura gli archeologi hanno trovato 2 lechitoi, piccoli vasi da olio funerario risalenti al 500 o 475 a.C. La prima tomba che abbiamo scavato ci ha dato un corredo che va nel 25ennio 500-475. I riti sono diversi, abbiamo il rito della cappuccina, quindi le tombe realizzate con tegole di riuso dei tetti, e il rito dell'inchitrismos per gli infanti, cioè quello di deporre gli infanti piccoli all'interno di anfore che poi venivano ben sigillate. In un'altra tomba, accanto al corpo di un bambino, è stato scoperto un raro Caliptere Egemon, un elemento decorativo in terracotta forse proveniente da un tempio dell'antica Gela e poi riutilizzato. In questo caso ha una misura proprio di un piccolo bambino. Immaginatevi qualcuno a cui è morto il figlio e che passò da qualche cantiere di 3000 anni fa e si fece regalare questo coppo per poter deporre lo scheletrino, il cadavere del bambino. E la zona potrebbe nascondere ancora molto. Poco distante è riaffiorata una roccia scavata contenente frammenti di crateri e anfore, tracce silenziose ma preziose di una civiltà che continua a riemergere da sotto i nostri piedi. Cinema adesso, presentato a Buongiorno Sicilia, Mangia, il film che racconta la storia vera di Maria, giovane catanese che patisce la bulimia affettiva e nella vita. Esordio cinematografico di Anna Piscopo con Martina Torrisi. Giusy Lazzaro. C'è una ragazza giovane in cerca di un senso nella vita, in una Catania che attraversa la sua storia segnata dalla bulimia affettiva ed esistenziale. Maria ha una famiglia difficile, incontri complicati. Mangia segna l'esordio cinematografico di Anna Piscopo, regista e attrice del film. Un bisogno, più un desiderio inesausto di cose, di relazioni, ma appunto inesausto, che non si esaurisce mai. E Maria è un po' persa, soffre di bulimia, si muove nella città senza una vera meta e fa dei tentativi artistici naif, un po' così di strada. Di base è una giovane donna che non sa che cosa fare della sua vita. Inseguendo un posto nel mondo, Maria incontra Sara, un'influencer interpretata da Martina Torrisi. Il tema dei social è un tema molto centrale e soprattutto l'impatto che ha nella vita di questo personaggio, perché inizialmente viene acclamata, poi quando va a confrontarsi con un pubblico reale non è detto che le aspettative vengano appunto rispettate. Il film da oggi è fino a domenica al Cinema King di Catania. In bocca al lupo. Dunque, noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport. Dirigenza al gran completo, presente agli ultimi allenamenti stagionali del Catania, mentre il gruppo squadra completa le ultime sedute prima delle vacanze. Il lavoro del club diventa adesso decisivo. Marco Carli. Il collegamento fra il presente e il prossimo futuro. La squadra del 2024-2025 è tornata ad allenarsi. Lavoro seguito da vicino dal vicepresidente Grella e dal DS Faggiano. La squadra è uscita con il Pescara poco più di una settimana fa. Gli abruzzesi hanno raggiunto le semifinali, intanto insieme a Cerignola, Vicenza e Ternana. Ma molti dei protagonisti del Catania sono stati autori di un finale d'anno in crescendo e sono valutati positivamente dalla società che sull'ossatura dell'anno sportivo in corso, con allenamenti fino a venerdì, immagina un
un futuro diverso, a partire proprio dall'estate, quella che ad esempio circa 10 mesi fa ha portato i primi blackout di una stagione che nel finale ha riservato le notizie migliori, compreso l'accordo con Zarbano, che è operativo da tempo e in sede e già lavora su dettagli importanti. Un tema che in casa Catania è di attualità sono le prospettive di utilizzo di Torre del Grifo nel caso di aggiudicazione. Altra news è arrivata proprio il giorno prima del ritorno con il Pescara, la prospettiva finalmente della casa. Il collegamento fra presente e passato continua mentre scorrono i titoli di coda della stagione attuale. In società si lavora all'iscrizione e agli altri adempimenti con la Lega. Il prossimo anno sportivo è già virtualmente cominciato. Una breve pausa, torniamo tra poco. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del telegiornale finisce qua. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Arrivederci.